Buongiorno, ben ritrovati a Da Voi la Linea. Manifestazione studentesca questa mattina a Udine davanti alla sede cittadina dell'ufficio scolastico regionale. I ragazzi chiedono maggiore attenzione al loro mondo da parte della politica e di riformare la scuola. Hanno ricordato i colleghi morti nell'ambito di progetti di alternanza scuola-lavoro e annunciato la mobilitazione nazionale programmata per il 18 novembre. Diritto allo studio, benessere psicologico dei ragazzi, tutela delle persone transgender, maggiore rappresentanza degli studenti e stop all'alternanza scuola-lavoro. Sono i 5 fronti rispetto ai quali diverse realtà studentesche del territorio a livello nazionale chiedono un cambio di passo. Per rivendicare la necessità di una riforma della scuola hanno organizzato per il 18 novembre una mobilitazione in tutta Italia che interesserà anche Trieste e che questa mattina ha avuto un'anteprima a Udine. Un gruppo di studenti ha organizzato un flash mob di fronte alla sede del capoluogo friulano dell'ufficio scolastico regionale in via Diaz. I ragazzi denunciano l'assenza della politica che, dicono, non solo non dà risposte, ma nemmeno ascolta il mondo della scuola. Con megafoni e striscioni, il Movimento Studentesco per il Futuro, Unione degli Studenti, il Collettivo Studentesco Solidale e la Rete degli Studenti Medi hanno chiesto di cambiare questo stato di cose. La vostra scuola ci uccide, ora decidiamo noi. Il 18 novembre in piazza, questi gli slogan proposti. Alcuni ragazzi hanno lasciato sugli striscioni le impronte delle mani verniciate di rosso in ricordo di Lorenzo, Giuseppe e Giuliano, vittime, hanno detto, del sistema scolastico regionale. Il flash mob è per lanciare la mobilitazione del 18 novembre, che sarà un corteo che si terrà a Udine per portare avanti una riforma della scuola pubblica che studenti e studentesse stanno portando avanti in tutta Italia. Infatti il 18 novembre sarà una data di chiamata nazionale e tantissime piazze in tutta Italia, anche in Friuli, a Trieste, studenti e studentesse insieme agli studenti universitari scenderanno in piazza. Perché questa scuola uccide? La scuola uccide, come si è visto nella nostra regione, è morto uno studente durante un percorso di alternanza scuola-lavoro, ma non è solo questo che uccide. La scuola uccide nel momento in cui non ascolta le necessità degli studenti e delle studentesse, in cui non si occupa del benessere psicologico. In regione non è stata fatta una sola inchiesta per monitorare la situazione del disagio giovanile all'interno delle scuole e non per seguire l'abbandono scolastico. La scuola uccide perché non ascolta gli studenti e le loro necessità. Il benessere psicologico è decisamente necessario in questo periodo, soprattutto dopo la pandemia. È necessario ora più che mai dare priorità alla scuola e agli studenti. Per troppo tempo siamo passati in secondo piano durante la pandemia. La scuola non rispecchia più i bisogni e i diritti di cui abbiamo veramente necessità. Diritti come la carriera alias, il benessere psicologico e una scuola ecosostenibile. La pandemia ha sicuramente evidenziato dei problemi che erano già esistenti, ma ha anche aumentato, è stato come una potenza di quelli che sono stati tutti i problemi del benessere psicologico, dei vari disturbi. Quindi la pandemia ha evidenziato l'oppressione che certi ambienti scolastici pongono sui vari studenti. Questo è un peso che sicuramente deriva dalla mancata formazione di varie parti della scuola, di vari componenti, e sicuramente in stessa la scuola non è un ambiente che può essere ancora considerato libero e pronto per portare avanti la didattica. Come risolvere secondo voi questo problema? Per risolverlo ci sono una serie di riforme, una serie di vari punti per portare avanti una scuola che sia migliore per tutti e soprattutto più accettabile. E prima di tutto sicuramente c'è la questione delle carriere alias, che è un argomento che per noi è molto importante, di cui stiamo facendo una grande battaglia qua a Udine per farle approvare in tutti gli istituti di Udine e dintorni. Successo per la passeggiata ecologica organizzata sabato pomeriggio a Udine dalla Onlus Plastic Free. 100 i volontari che si sono impegnati per ripulire le strade, le aree verdi del centro storico di Udine. In poco più di 2 ore sono state raccolte decine e decine di sacchi di rifiuti indifferenziati e ben 8 chili di cicche gettate a terra. Un pomeriggio dedicato all'educazione civica, soprattutto, quello organizzato da Plastic Free. Sì, un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione ambientale. Noi di Plastic Free lo facciamo da 3 anni in tutta Italia. Oggi è la prima volta a Udine e devo essere sincero che sono stato colpito dalla partecipazione. Una grande adesione, tanto entusiasmo e questo fa ben sperare. Cosa hanno fatto oggi i vostri 100 ragazzi?
Ma le persone si sono semplicemente ritrovate qua per dare un segnale di sensibilità, di rispetto verso l'ambiente, di rispetto verso la città. Hanno passeggiato lungo alcune zone recuperando quelli che sono i piccoli rifiuti urbani che magari sono anche poco considerati, però sono impattanti perché poi ce li ritroviamo in un modo o nell'altro anche al mare, finiscono nei tombini, nei condotti fognari e inevitabilmente vanno a impattare sull'ecosistema. Avete una lunga esperienza al riguardo, nascete nel web e noto un'età media molto bassa. Ma secondo me è una partecipazione abbastanza trasversale, ho notato che il target adesso si è abbassato molto, forse anche grazie alla nostra forza comunicativa social che raggiunge i più giovani, però devo essere sincero che alle nostre passeggiate, alle nostre iniziative partecipano anche persone anziane, partecipano persone di una certa età, proprio perché secondo me c'è questa sensibilità, questo risveglio di coscienza che unisce un po' tutti, ecco. Avete mai trovato la risposta a queste domande? Perché la gente getta ancora i rifiuti a terra, nei tombini, sui marciapiedi? Bella domanda, ce lo chiediamo spesso. Io onestamente ormai sono anni che faccio queste attività e ancora mi chiedo come sia possibile che le persone non abbiano un minimo di consapevolezza. Ecco, sta a noi come associazione, ma non solo, ecco, come associazione noi cerchiamo di coinvolgere i comuni, cerchiamo di coinvolgere le aziende, cerchiamo di coinvolgere le scuole, entriamo proprio nelle scuole fisicamente per fare lezioni di educazione, perché secondo me passa tutto da lì, dall'informazione e dalla percezione del problema, che ancora molti non hanno purtroppo. Tanti giovani, soddisfatto della risposta dei vostri cittadini? Certo, il Comune di Udine è molto soddisfatto, ha accolto molto volentieri questa iniziativa, questa passeggiata ecologica. Ringrazio molto volentieri il coordinatore nazionale di questa Onlus Plastic Free ed invito tutti i cittadini, tutti i turisti a non inquinare, a non gettare per terra mozziconi di sigaretta, carte, cartacee, perché ricordiamoci che un progetto ecologico, un progetto di non inquinamento sarà l'obiettivo del nostro futuro. Sold out a Trieste per il Ponte dei Morti, 20.000 posti letto sono praticamente esauriti in città, tante le persone che girano con la piantina in mano. Gli albergatori guardano con ottimismo da qui fino a Natale, per il periodo successivo invece c'è molta incertezza. Presidente, come è andato quest'anno e questa stagione? Beh, dalla fine di marzo, inizio di Pasqua, abbiamo visto riprendere il turismo a quelli che sono i numeri normali che ci ricordavamo del 2019. Abbiamo fatto un'ottima estate, anche sopra le aspettative, probabilmente sopra addirittura quelli che sono i numeri del 2019, recuperando quello che era il perso del primo trimestre, in buona sostanza. Adesso in questi giorni vediamo praticamente un altro Ferragosto, sia in termini di occupazione, sia in termini di pressione di quello che è la domanda e anche la disponibilità dei clienti. Clientela mediamente di fascia medio-alta, come piace alla città, che quindi ha anche un rispetto, un interesse, ma soprattutto fruisce molto di più di quello che è la città. A dare la spinta anche i grandi eventi, pensiamo ad esempio alla Fiera del Caffè, ma anche il Rolling dedicato al mondo dell'acciaio. Quello della convegnistica è un settore molto importante per Trieste che sta ripartendo alla grande. Assolutamente, congressi e fiere in questo caso. Il convegno del caffè ha portato qui 10.000 persone, forse si sono percepite poco in città, ma dal punto di vista turistico hanno fatto un volume che difficilmente si vede. Erano tutte persone che venivano da tutto il mondo con capacità di spesa elevata e si sono visti non solo gli alberghi, ma quello che è la ristorazione, i servizi, gli acquisti, i negozi stessi, che hanno avuto un altissimo riscontro. I congressi in generale sono un grosso strumento, una grossa opportunità per quanto riguarda il nostro territorio ed è per questo che come Convention Visitor Bureau anche ci stiamo investendo così tanto. Molti degli eventi che oggi si svolgono in città, anche buona parte di quelli che TCC ha poi acquisito, vengono attraverso il lavoro del Comune, della Regione e delle associazioni di categoria attraverso il Convention Visitor Bureau. Cosa vi aspettate adesso per il futuro? Diciamo fino a gennaio, fino a insomma, il ponte di gennaio al 6 gennaio il mercato terrà, poi parte il periodo più difficile, quest'anno è ancora presto per organizzare convegni o almeno non ci sono convegni in programma, quindi fino a Pasqua sarà il periodo più complesso nella speranza che magari nel frattempo la crisi energetica venga risolta. In realtà è notizia di qualche giorno fa, al di là di effettivamente avere un periodo adesso
di media tensione fino alla fine dell'anno, con alcuni momenti, Capodanno, il ponte dell'8 dicembre e i congressi che già ci sono, buoni. Abbiamo già acquisito 2 eventi come Convention Vitro Bureau per l'inverno e la primavera, uno su marzo, uno su febbraio, però sono effettivamente i momenti di massimo bassa stagione. I costi oggi sono molto elevati, mentre fino all'altro anno si poteva ancora pensare di tenere aperto e avere quasi una parificazione dei costi, magari si approfittava per fare lavori di ammodernamento dentro le strutture. Quest'anno una riflessione molto più attenta. Se i costi non varieranno in termini energetici, può essere che alcuni decidano di chiudere, come ho già detto in altre occasioni. L'iniziativa che abbiamo fatto, Trenitalia, le grandi mostre e quant'altro, sta tirando molto bene, però aiutano a migliorare una bassa stagione, non possono chiaramente fare miracoli. Quindi vedremo come andrà il periodo di bassa stagione, vedremo per tutti noi, non solamente per gli alberghi ma anche per i cittadini. L'assessore Bini diceva che il periodo di alta stagione ha contribuito a risanare il periodo del Covid. Adesso arriva quello energetico. Com'è la salute degli albergatori della Venezia Giulia? Allora, a macchia di leopardo, perché dipende come sempre di quale zona stiamo parlando. La montagna in realtà ha performato sempre molto bene, anche il mare. Quest'anno la montagna è in dubbio se ci sarà neve e quanto costerà eventualmente innevare. Quindi è un punto di domanda non piccolo. Per quanto riguarda il mare, dico, le estati sono andate molto bene, questo è l'Apalissiano. Per quanto riguarda Trieste, quest'anno è andata bene, abbiamo in parte recuperato, nonostante il problema energetico c'è molta attenzione però a cosa fare. I bilanci sono delicati in questo tempo e tutti hanno grossi timori e molta attenzione al lato economico. Quindi al di là delle strutture che bene o male sono già passate di mano o hanno chiuso durante gli ultimi 2 anni, perché ve ne sono, le prospettive sono positive con grande cautela. Siamo in chiusura di questa prima parte, pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta da voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea, un comprensorio che consentirà lo sviluppo di una rete integrata transfrontaliera tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, volta a valorizzare luoghi e siti di importanza storica e culturale e a garantirne una migliore fruizione da parte dei turisti e delle comunità locali, trasformando una struttura nata come un limite in un polo condiviso per la valorizzazione dei territori confinanti e delle comunità che li abitano. Il progetto per il nuovo Museo della Dogana al Valico di Coccau, presentato questa mattina. Ha seguito l'incontro per noi Isabella Gregoratto. Siamo al Valico di Coccau, dove è stato ultimato il progetto per il museo sulle attività doganali. Un museo che raggruppa testimonianze sia della vicina Arnolstein in Austria che della stessa Tarvisio, la zona della Val Canale. Oggi la manifestazione per inaugurare questa nuova sede, da anni si attendeva. Ne parliamo con il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, perché è importante per voi essere riusciti a portare a termine i lavori per sistemare questa struttura? Credo che oggi è una giornata storica, perché con questa inaugurazione diamo via a questo progetto di memoria di una storia, quella della dogana di Tarvisio, che fa parte della storia della nostra comunità. Quindi un giorno importante, lo vogliamo ricordare attraverso la realizzazione e la riqualificazione di questi immobili. L'ex dogana, l'ex caserma dei Carabinieri hanno fatto la storia del Valico di Coccau e quindi oggi permettiamo di poter riscoprire e ricordare soprattutto alle nuove generazioni quella che è una vicenda storica del nostro territorio. Vicepresidente della Regione Stefano Mazzolini, la Regione ha creduto in questa realizzazione, è importante mantenere una memoria storica sul territorio. Ma assolutamente sì, va detto, la Regione sostiene queste iniziative perché rappresentano la storia del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto rappresentano la storia della Val Canale, la valle dove vivo insieme agli amici, e quindi dal 1918 ad oggi abbiamo avuto dei momenti importanti e difficili, ma il Trattato di San Germano ha sempre difeso le scelte
parte di questo territorio, dando addirittura la possibilità di avere per esempio le case legate ancora alla storia, dei diritti particolari di Legnatico per poter scaldare le case, per esempio. Questo è rimasto, questo c'è ancora. L'apertura di un museo così importante rappresenta questo, rappresenta quello che noi abbiamo fatto nel nostro territorio, mantenere le tradizioni, le culture, 3 lingue diverse ma la stessa cultura, e questo è quello che diciamo rappresenta la Val Canale, la Carinzia, la Slovenia e il Friuli, ed è un orgoglio a nome della regione essere presente per portare avanti quello che noi rappresentiamo. Con noi anche il sindaco di Arnostein, Reinhard Antolic. Abbiamo l'interprete. L'importanza di queste 2 comunità che con questa struttura si sentono ancora più vicine. Wir leben diese Verbindung schon seit Jahren auf kommunaler Ebene. Questo è solo un mattone in più delle collaborazioni che facciamo da tanti anni tra i comuni Arnoldstein, Kranjska Gora e anche Tarvisio, ed è solo una cosa in più che conferma queste collaborazioni che vengono già fatte da tanti anni. E con noi c'è anche Antonio Ferraioli, che è presidente della Sprinter, che insieme all'associazione Val Canale gestirà praticamente questa struttura. Buongiorno, sì, effettivamente. E quindi dovrete gestire da che cosa? Da domani inizieremo questa nuova gestione di questo nuovo museo che si affianca ai musei che stiamo già gestendo a Cave del Predil, e quindi diventa un sistema museale, quello di Tarvisio, interessante, che potrà offrire ai turisti sia le attività naturali e ambientali ma anche attività culturali importanti, perché racconta una storia che è unica. Il Museo della Dogana è un museo unico in Italia, non ce ne sono altri esempi. Ci sono musei del confine, ci sono musei tipo la Transalpina di Gorizia, ma questo è l'unico museo della dogana italiano. Bene, ringraziamo anche Antonio Ferraioli. Qui dal valico di Coccao è tutto, restituisco la linea allo studio. Siamo in chiusura, ma vi ricordo che l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.